Ok. Siamo in live. Ai. Pappapero. Buono, si riparte. Allora. Salutiamo Barocco, Adriele, Francone, Vincenzo, Fabrizio, Bianchini, Urrigan, JJ Kutz, Christian Forza Napoli, Gervasi, Vincenzo, Grande Mangai, Manu Pelle, Giapeppe, Amedeo Doni, Emiliano Di Bari, abbiamo perso 5-0 col Bari, Romano Giangrosso, vabbè, Francone, tutti gli altri. Ok, sono un attimo per le operazioni preliminari. Ai. Operation preliminari. Ai. One moment, please. Allora il Bode ho preso sonno come un porco, sono appena svegliato, cazzo. Ho proprio preso sonno, sono cotto, ho fatto troppi giorni tardi, non ho più il fisico, fiori. Sono cotto, sono un bambino cotto. Ok, e... Ok. A posto. Adesso torniamo. Dai che domani spacchi tutto Vincenzo Russo. Hai vinto anche 5-0 Vincenzo Russo. Quindi sei tranquillo Vincenzo Russo. Con il 5-0 di oggi. Ecco Gigi Palla. Boh. Ok ragazzuoli piccini picciò. Siete più piccoli che si può. Ciao Savi 2003. Io l'hai venuta ieri. Bene, però purtroppo ho perso la finale a Venezia. È grandissimo Paul Pollonius, un uomo che può candidarsi al Zoccolo Duro. Il nome ce l'ha, manca solo le presenze in live più i 1000 euro che stiamo aspettando tutti quanti. Allora. La gente sa come crearci i nick che piacciono come Pollonius. Pollonius, ragazzi, qualcosa che va un po' al di là anche del bode. Ciao Giampaolo Vinciguerra, altro idolo della Sud. Allora, è un po' come la squadra, mamma mia ragazzi, Agi è abbastanza morto, possiamo mettere il bode. Il bode mi sembra alquanto in forma quest'oggi, lo sento, lo percepisco, perché sapete che io e il bode abbiamo un collegamento di pene. Allora, seconda punta, il piccolo Guy qua. Terence, speriamo si sia svegliata, l'arcangelo, però anche Emma non è in forma, mettiamo l'arcangelo, perché è giusto così. Dark Star, per il presidente, Michelotto qua, Amedeo lo mettiamo dopo, il piccolo Amedeo. Sì, Bode, io ho un sonno vecchio che non hai neanche idea, ho un sonno tipo non so cosa. Ok, dopo il 5-0 rifilato dal Bari dobbiamo assolutamente svegliarci, obiettivo 100 punti. Vai Peppe, spacchi tutto l'esame di matematica, non preoccuparti. Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Barocco crolla, il crollo di un uomo, il crollo di Fashion Week. Il Carpi, guarda Vito che bello. Luca, questo ragazzo che vediamo inquadrato sullo schermo sta migliorando a vista d'occhio. Ti ricordi Fabio, ne avevamo parlato già qualche settimana fa e ora, dopo avergli visto penso la differenza con PES del 17, credo di poter dire che ormai possiamo vai là, i gemelli del gol. Assoluta. Ah, ho dimenticato di cambiare le risultanze, però devo farlo dopo, perché sennò fa schifo. Spesso partire da titolare. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Arcangelo. Ragazzi, bisogna dello supporto però, Palla recuperata. Lotta vincerai il bode, ragazzi il bode, uomo dal volto pressoché perfetto, cerca la profondità, può cercare di Chiara in mezzo. Darkstar, gioca bonito per Veneziano, opportunità di ripartire, Venezia prova a fare un lancio lungo, riesce a vedere abbastanza bene il bode, eccolo qua, arma letale, ci mette il fisico e conquista il pallone. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Gulliver la dà a
Yoga Bonito. Prova il filtrante. Bonito per Veneziano. La Peccato. toglie dalla porta. È stato splendido l'intervento del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Ho le triplette del Bode, speriamo. Bode con il suo cross magico, con il suo piedino fatato. E va a E colpire di subito, testa. mamma mia, sfiorato il gol da Fuori Bonito. di poco, sfortunati qui. Davvero di poco. Qui la palla ha proprio sfiorato lo specchio della porta. Peccato, ragazzi. Stanno giocando un ottimo primo Buon inizio, tempo. però bisogna e si cominciare sono a fare già un bel creati due filotto di occasioni risultati. importanti. L'atteggiamento è quello giusto. Ora Gulliver. però devono sistemare la mira. L'Arcangelo. Veneziano, passaggio tipico Non ha del avuto veneziano. fortuna con il suo suggerimento in Veneziano profondità. Melchiorri. Buona l'intenzione del passo. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Ma stiamo scherzando. Ah, bene, cominciamo molto bene. Sì, Amedeo, beh, come non ha preso bene questa Serie B, Palla murata. Palla al centro. Ragazzi, Grizzly, no. La conclusione. Bravo Grizzly, finora il miglior difensore della squadra. Terence, solite cagate terenziane, mamma mia, in crisi nera Terence. Conclusione. Mito. Bella La palla parata. era insidiosa Nasdaq, e con uno Nasdaq strano sotto effetto. le sue possibilità. Qualche brivido al portiere deve essere venuto. Va di testa. Pioi sveglia, grazie. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Ha dimostrato una grande visione di gioco. Un passaggio fatto con il contagiro. Inizio non... Attenzione, classico errore di Mito nei rinvii, non Se ci ne va. credo. Attenzione. Non ci Prova a credo. tirare. Bravo Mito, dopo si riscatta, ma stiamo giocando malissimo adesso. Pioi, Riceve un pallone obiettivo interessante. salvezza, altro che 100 punti. Prova a verticalizzare. Occasione per il Come questo buon contropiede. contropiede. Vuole la profondità. Intercetta purtroppo siamo che i opportunamente, passaggi visto non che sono l'azione su era forte. pericolosa. Gulliver, Evita ogni pericolo per il non la prende di momento. testa. Terence, Tornato bisogna da segnalare i manuale, best goal, best sfonda salvataggi, l'azione best difensiva fail degli a avversari. Arci, Prova il tiro. Terence. Il Cross Bode in prova il arrivo. cross. Terence. Sbagliato anche questo. Mamma mia ragazzi, Lungo che passaggio in disastro. avanti. Tocco morbido. Prova la magia in profondità. Fuori. Guardaline alza la bandierina. Sono sicuro che non sarà l'ultimo pallone che vedremo Lo so, scavalcare poca la difesa in copertura, questa ma partita. io vorrei provare ancora un po' questo modulo, se non va. Terence anticipa. Fischio Fallo del su direttore di Terence. gara, calcio di punizione. Poteva sicuramente Cazzo, essere mi ammonito, dispiace, l'arbitro Gerva. preferisce parlarci su. Il Bode si è già lasciato il Bode. Arma letale. Il Carpi ha Sidoti. offerto un'ottima prestazione. Concordo, nell'ultimo Sidoti. minuto, soprattutto dal punto di vista tattico. Le Mamma mia, che sostituzioni si sono cross per rivelate Pintus. azzeccatissime e la squadra ha dimostrato sbaglia, un equilibrio mamma perfetto mia, in ragazzi. tutti i reparti. Spesso critichiamo l'allenatore quando le cose vanno male. Oggi bisogna riconoscergli i suoi meriti. No good, raga, no good. Bella serie di passaggi. Grizzly. Pintus. Stiamo giocando il calcio più orrendo della Serie B in questo momento. Bravo qua Tognin. Ottima pressione. Tognin da Veneziano che ora si trova in un ruolo non suo. Fa tirare i passi a Tognin. La mette in mezzo per il Bode. Bodelli. Si sveglia. Si sveglia effetto Serra. E arriva così il Si gol del sveglia vantaggio. effetto Serra finalmente. 1-0. Guarda che belli. Il L'Arcangelo portiere effetto non è riuscito Serra. a bloccare e Arma allontanare questa letale. palla. L'autore 1-0. del gol non si è Com'è? lasciato sfuggire l'occasione. Il portiere con il suo errore ha favorito il gol. Adesso Bravissimo deve cercare qua di stare tranquillo e Tognin rientrare che con Bode la di testa in testa molto partita. bene. Il portiere non la tiene. Terence la mette. Il Venezia si porta in vantaggio. 1-0. Alleluia. Terence ha Questo capito gol come li si porta in gioca a vantaggio, calcio. ma manca ancora molto tempo. Arcangelo. Michelotto. Veneziano ancora in difficoltà. Opportunità di ripartire. Prova il tiro da Prova il fuori. tiro. Mamma mia, qua E però si è dato palla il che gol. sfiora il palo sinistro. Questo è passato vicinissimo. Davvero è stata solo Sì, una l'ho visto, ma questione poi ho di preso centimetri. sonno, ragazzi. Cioè, un sonno letale. Cioè, arma letale, sonno letale. Giangrosso. Cerca di allungare No, il gioco. che Può sbaglio in difesa. tentare la conclusione. Ma meno male. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione Poi abbiamo interessante. rischiato, però non va bene, no good. Hanno sfruttato in maniera perfetta lo spazio dietro la linea difensiva.
E poi quando la palla arriva così precisa è difficile non Concordo, andare in porta. Sidotti. Terence. Palla Perfetto larga Serra, in Willy Wonka, profondità. Terence. Bode. Il primo gol del Bode. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Sidotti. Pallone dentro. C'è il Veneziano, colpo di testa. mamma mia che Ha ciofeca. fallito una Come veramente clamorosa in difficoltà. occasione. Come molto in difficoltà quest'oggi. Grizzly. La mette sulla sinistra. Prova con la palla lunga. E trova il compagno. Ecco il tiro. Mamma mia che sfiorata Ottimo qua. tentativo, ma non trova il gol. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Dai raga, supporto Fiori perché è importante tornare a vincere. Effetto Serra, sembra rinato dopo il gol, speriamo. Arcangelo. Perde il duello fisico con l'avversario. E l'arbitro Per il primo fischia la tempo fine di questa Terence prima decide frazione per il di gioco. momento Finiscono 0-1. così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di Vai. emozioni, nonostante ci Gulliver. sia un solo gol a referto. Sono certo che saranno contenti della Veneziano, prestazione del passaggio primo curioso, tempo ma e del recupera. punteggio. Ora cercheranno di mantenere Terence. alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità Arma di recuperare. letale. Arma letale. 1-0 del Ah, primo stava tempo. caricando il tiro, peccato. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. Il Venezia deve No, scegliere che queste cose. strategia adottare ora. Continuare a spingere e Nasdaq cercare fa una un buona altro gol, copertura, però oppure non è il aspettare Nasdaq che l'avversario spinge e come i puntare bei al tempi. contropiede. Di sicuro non possono pensare solo a Bonito. difendersi, sarebbe troppo rischioso. Bode non riesce a tirare da fuori che la sua arma prelibata. Gioca una palla lunga. Può andare. Intervento Molto al bene. limite. Non mi è sembrato regolare. Qui non ha saputo decidersi e la giocata non ha Modelli. avuto l'effetto Il sperato. Bode. Il Bode. Il Bode sta troppo caricarlo. È un'occasione. Mamma mia, peccato. Il pallone che esce, non nulla sopra Ciao la Alessandro traversa. Goni. Ha fatto bene a provarci da quella posizione, meritava solo maggior fortuna. Oh, Cavaliere Oscuro, non riesce a prenderla. Gioca con un pallone lungo. Grizzly. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo Dark. ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Maurizio Michelotto. Tognin. Il Venezia Gioca ha perso bonito per malamente Pintus, nell'ultima dobbiamo gara, ancora ora vedere deve lasciarsi con la le partita alle sgroppate di spalle e Pintus. ripartire con lo spirito giusto. Mi sembra che Bonito. abbiano deciso di non forzare il E pressing per non Arcangelo. sbilanciarsi. Ma dici? Nasdaq. Cercano di tenere le distanze giuste. Il Bode proprio puntando colpito a sul colpiede intercettare in la un palla. buono di veneziano. La Madonna. toglie dalla Il porta. portiere del Carpi è scarso. C'è la palla lunga in avanti. Concordo Sidotti. Sono alla ricerca di uno Terence. spunto per far male agli avversari. Tiro. Effetto Serra proprio un tiro un po' difficile, peccato. Ciao Zincaro. Grande Zinca, il porcone di Zinca. Prova la giocata nello spazio. Bravi Sidotti, chiude bene. La tira Lungo su. pallone in avanti. È proprio questo che Il devono veneziano fare. sponda una Devono comundiana insistere. per Arcangelo. Non possono fare altro che continuare a Bonito insistere. con i suoi assist al Proprio bacio così. per il Bode. Niente da fare. Cerca di allungare il gioco. Ciao Steven. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una Bisogna chiudere questa sostituzione. partita, sì. Terence. Arcangelo. Riceve in Terence. ottima posizione. Intervento al limite, ma mi è sembrato Perdiamo regolare. troppi palloni però, Ancora un ottimo intervento difensivo. Terence. E poteva essere La un'azione perde. importante. Difesa però Qualche ben cambio bisogna posizionata. farlo adesso, Entra Amedeo Doni, il piccolo Amedeo. Poi mettiamo Zincaro, l'apprendista di Chopin. Direi di mettere Bartolucci. Ok. Ecco il presidente, grazie presidente, è C'è arrivato. movimento lì a bordo campo. Il presidente e dunque sempre più forze pazzo. fresche in gioco. Lapi pazzo. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura Bode. uomo per gli elementi Per più effetto pericolosi. Serra. La difesa prova a limitare in tutti i No. modi possibili chi ha già dimostrato di saper segnare. Quando si è in tale stato di forma è naturale ricevere un trattamento Però stiamo speciale giocando dalla difesa non al avversaria. massimo, non c'è niente da fare. Sentiamo un po' che in Serie B
c'è dopo le vittorie dello spazio. scudetto, Europa La mette League, sulla ci fascia. sta stretta sta fallimento. Sulla fascia, è libero. Proprio, devono entrare in Serie A subito. 2 sostituzioni, rapida successione. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto Stiamo stanco, meglio fare attenti, entrare. stiamo attenti, incredibile. Beffa l'estremo difensore. Ecco il pareggio. Mamma mia. Un bel calcio d'angolo e un perfetto colpo di testa. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Ragazzi, Gran dobbiamo colpo di testa. portare la squadra però, perché sento discorsi a E ha vanvera avuto e subito prendiamo un grande gol impatto sul pesantissimo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Mamma mia, che delusione atroce. Non vince neanche questa, ci allontana Questo gol pesantemente darà sia dai loro 100 una grande punti. spinta. A E se Medea deve adesso spaccare la provassero a vincere partita, la Medea. partita, Cerca la Nasdaq, profondità. no, Sulla sì, fascia. Nasdaq. Occasione da No, rete. Venezia ci sta Ha mangiando avuto un'ottima l'impossibile. occasione e l'ha sprecata. c'è tensione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. Dai, Bode fa un cross degno del miglior Bode. Ecco. Che Stanno giocando bene adesso, è il tempo che sta per scadere. malissimo, ragazzi. Si avvicina alla porta. Non riusciamo più a vincere dopo un grande inizio. Noi pensiamo di stravincere. E Ciao. passa. Va al cross. Adesso entrambe le squadre devono fare molta attenzione a non scoprirsi. Raga, vi prego, mantenere i supportiamoci a nervi saldi, vicenda. pronti a sfruttare la minima occasione. Zincaro. Per il Bode. Passaggio sulla destra. Amedeo. Bravissimo col Prova il Bode. filtrante. Che giocata del Tiro. Bode. Non ci credo, come va a fare in culo. È il pallone Per in niente in profondità, forma ma non è stato veneziana. sfruttato al meglio. Il Bode ha fatto un I numero. palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto Era agli gol fatto, avversari. dai, raga. Non è andato lontano dalla Ditino. rete. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Zincaro. Questo è il classico uomo Arcangelo. squadra. E il Kumer stra in difficoltà, raga. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Tocco preciso. Vince il duello fisico. Sono Fa grosso, sul finisce pallone. qua. Un disastro. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Nessuno è riuscito a trovare la vittoria. Il pareggio Disastro però ci assoluto, sta. ragazzi. Certamente abbiamo visto 2 buone squadre molto ben organizzate. Che partita si è giocata oggi, Luca? Non ho parole, raga, non ho parole. La classifica ci vede al 7° posto a 6 punti del Palermo, che come sempre è primo contro di noi in Serie B. One disaster. Moneta Cittadella, il derby da vincere assolutamente. One disaster. Veneziano molto fuori forma, speriamo bene adesso. Mettiamo Amedeo. Pintus, mettiamo Giapeppe. Micro in forma. Proviamo così, ma sono abbastanza demoralizzato. Speriamo, raga. Lo so, il campo è vuoto, però è l'unico modo per provare il doppio trequartista. Lo so, però così abbiamo vinto tutto in Benvenuti questo a modo. tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Vai. La partita di oggi è tra Venezia e Sveglia. Cittadella. Fabio Caressa e Agi. Luca Marchegiani sono pronti a raccontarvi le grandi emozioni di questa sfida. Tiki-taka. Un saluto anche da parte mia. Speriamo di vedere una partita interessante. Vai, il piccolo Amedeo. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Gai. Mamma mia. Cerca il Devo tiro. ancora vincere la partita in casa, ragazzi. Devo cominciare a fare il filotto perché sennò sono dolori. Il portiere la calcia Grizzly. lontano. Micro. Prova la giocata dello Quasi spazio. fa un numero degno del miglioraggi. Riceve un pallone interessante. Terence, Occhio Kumer al di tiro. tacco, silenzio. Aprono le marcature. Silenzio, cambiare l'altra Niente da fare per la risultanza però. difesa, che ha provato in Segnatelo tutti per i modi ad bestie di Agi. arginarlo. Senza Magari successo, mettete il però. minuto della live, È se un lo può pessimo fare Eyman, lo cliente per ringrazio, qualsiasi azione difesa. L'ha strepitosa. appena dimostrato. Terence, Hanno provato a veneziano di tacco, ostacolarlo in 1-0. tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Allora, dobbiamo svegliarci, raga. Poi Hanno mi sono trovato preso tutto subito io in il gol del realtà. vantaggio e adesso avranno più spazi.
Però voglio E la un po' di manovra vittoria offensiva adesso. si ferma qui. Se Ayman può farmi il favore di segnare il minuto della live Palla per in i profondità best, mi sulla fa un fascia. piacere grande. Occhio al Terence, traversone. Ottima pressione la sua. Queste situazioni Piccola in cui c'è Medeo. superiorità Così numerica anche oggi ha vanno meno lavoro, sfruttate bisogna tante decisamente cose da meglio. fare. Sì, neanche non esulto ragazzi perché dobbiamo svegliarci. Micro. Prova Anzi, filtrante. che Terence si è C'è svegliato palla forse filtrante. con un gol e assist. Grazie piccolo Poteva Ayman. essere un contropiede interessante questo, peccato. Terence subito gol e assist. Forse è La mette tornato, sulla l'effetto sinistra. sarà nostro. Ancora L'uomo fuori Bamba, dall'area. Bamba man. Cerca la profondità, sulla fascia. Palla larga in profondità. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il Grizzly. tempo e si è messo in mezzo. No, Grizzly, vabbè, Pep. La butta su. Il Venezia Ayman ha disputato delizioso, molte Gai. partite negli ultimi 7 giorni. Sì, l'allenatore farebbe bene, secondo me, Terence, anche dai a che se pensare Terence torna un po' vinciamo di, tutto. Terence. di rotazione tra i giocatori, per far riposare Peccato. i giocatori più stanchi e anche dare la possibilità alle seconde linee di trovare il ritmo partita. Ragazzi, dai. Ancora Gai, anche Gai sale in cattedra. Prova a passare con il Ah, pallone fuori gioco, profondo. peccato. E il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Credevo fosse ma in il Bode posizione ci ha regolare, abbandonato. ma il Ciao, Simone guardalini ha Venturini. alzato la bandierina. Ah, il nostro Lancio presidente lungo del dov'è? Voglio il presi. Mancano solo i gol e i difensori che Si proprio sto allunga e trova zoccolo la duro palla. non riescono ad arrivare. Vuole la profondità. Veneziano. Allarga sulla Veneziano fascia. lancia effetto Serra molto bene. Effetto Serra sembra più È concreto libero di adesso. creare pericolo. C'è il cross. Aveva un sacco di peccato, opzioni in sul area di sinistro, rigore. cioè, Ha non- crossato proprio non è male in un questa cross. situazione. Tiki-taka. Palla giocata alta sulla fascia. Roba nostra, bravo Api. Ciao Sidoti. Presidente per Pep. Cerca Il di derby sfruttare Api. lo spazio sulla Amedeo. fascia. Vogliamo il gol di Amedeo, tutti lo segniamo, prima gol di Amedeo. Amedeo, Continua ad Amedeo, avanzare verso Amedeo, l'area. mamma mia, piccolo Prova il Amedeo. Veneziano, incornata. Veneziano non è però in una forma strepitosa, a parte il gol, Il di testa La se ne mette sta in mangiando avanti. tante del suo pane. Cerca di allungare il gioco. L'avversario ha avuto la meglio. Api si è fatto crescere i capelli Spazio sulla fascia. in questo anno di B. Tocco, Lo fa occhio alla anche per conclusione. protesta, grande Api. Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Ciao Daniel Andrew. (1-0), però giochiamo proprio il minimo indispensabile, ma non basta, raga. Attenzione, mamma mia. Cerca la rete. Gol. Madonna del signor. Non good, presidente. No, il presidente fa un erroraccio, ma recupera. Pep. Amedeo lancia Veneziano. Veneziano vuole rispondere alle critiche ed è sono inaccettabili secondo lui dopo tutto quello che ha fatto per la squadra. Ma il calcio è così, i tifosi sono anche spietati. Il Venezia è in vantaggio quando non sono ancora trascorsi 10 minuti. 20. Ci mette il Peccato. fisico e conquista il pallone. Prova a cambiare la situazione con Sidotti. una giocata in avanti. Silotti lascia correre. Palla che esce. Ciao Mirko Guglielmi. Tiki-taka, lascia la palla. Grizzly. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare Nel primo l'avversario. tempo 1-0. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Le squadre Dio escono mio. dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a Pensavo segno quel minimo finora, ma la partita è indispensabile, ancora però bisogna lunga. vincere, Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa.
Il Venezia ha un gol di margine sugli avversari e tutto il secondo tempo per cercare di allungare il E vantaggio. sveglia raga, sveglia Il direttore di raga. gara ha Si dato doti via un alla buon seconda intervento di frazione di testa. gioco. Micro Machine Il guy. Venezia deve scegliere che strategia adottare Veneziano. ora. Continuare a spingere e cercare un altro gol. Veneziano vede molto bene effetto e puntare Serra. al contropiede. Terence, Di sicuro non Terence. possono pensare solo a difendersi. Terence sarebbe troppo l'appoggia e rischioso. E supera il Agi. portiere, insacca un gol Yes. molto importante. Alexandru l'ha messa 2-0. Grande assist di Terence. Questi tiri per Sembra i portieri tornato. sono un incubo. La palla proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza neanche accorgertene. 2-0 dunque. Bravo Con questo Agi. gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Pallone alto e lungo sulla fascia. Ottimo 2-0. Vediamo se centro. diamo un po' di tranquillità. No, subito Roraci. Fallo netto, Meno non c'è male. ombra di dubbio. Fallo su Micro. Ciao Ivana Gattuso. Grande Ivana Gattuso, ragazzi, me la godo. Pep. Amedeo. Mi sembra Micro. che abbiano deciso di non forzare Agi. il pressing per non sbilanciarsi. Amedeo lancia il cume. Sì, cercano di tenere le distanze giuste. Il cume lancia Amedeo, puntando no. a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Vogliamo il Non gol di vogliono Gai, che farsi Gai dopo superare quel gol con giocate in meraviglioso. profondità, Lui è o tranquillo, addirittura lui vede nell'uno rendita contro per uno. tutta la vita Gai. Il Cittadella si trova in Agi. una situazione delicata. Il tecnico è sotto accusa a causa di alcune scelte discutibili. Sembra però avere ancora la fiducia della società. Sì, l'allenatore non si è tirato indietro, ci ha messo la faccia. Nel post partita si è assunto tutte le Dai responsabilità. Fioi. È innegabile che il risultato sia stato condizionato anche e soprattutto dalle sue scelte tattiche. Bravo Agi. Agi lo dà ad Eyman. Eccolo qua Si Eyman. Come spinge in avanti, incanto vediamo cosa Eyman. inventa. Palla in profondità sulla fascia. Se ne va. Si doti, la mette in mezzo. Non buonissimo però. Queste situazioni in cui c'è Micro. superiorità numerica vanno Veneziano. sfruttate decisamente meglio. Partita comunque collosa. Facciamo riposare un po' di uomini. Allora. Mettiamo il Bode. E Sheyman che comunque non è in una forma iper incredibile. Togliamo Veneziano, mettiamo Francone. E l'ultimo cambio. Proviamo Bianchini per Grizzly. Bravo Micro, Gai. Non so prima di uscire ci legare una delizia. Perde Grande il Micro duello fisico Machine. con l'avversario. Veneziano prova a lanciare Giocata Amedeo. alta sulla fascia. Intervento Se al la limite. allunga un po' troppo Mi è Amedeo. sembrato regolare. A quanto Bodelli. pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Salta e colpisce di testa. Mamma mia che traversa di Agi su assist sublime del Bode. Che sfiga Ci mette Agi. una pensa. Mamma che traversa Gioca Agiana. con un pallone Che lungo. traversa Bello Agiana. l'anticipo, pericolo sventato. Fase di stallo. Micro. Terence. No, Terence sbaglia qua. Amedeo scivola ma male. Palla in avanti verso il compagno. Sbaglia Trova la quasi. giocata nello spazio. Trova il tenta la Terence. conclusione. Grande Mito. Ha avuto un'ottima occasione e l'ha sprecata. Non possono permettersi di sbagliare occasioni del genere. Se continuano così rischiano di non farcela. Mamma mia, peccato per la traversa di Agi. 2 sostituzioni in rapida successione. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Questa vittoria. Agi la regala un po'. Bianchini, bravo Bianchini. Il maestro. La butta fuori Francone. Amedeo. Cerca la Amedeo per profondità effetto sulla fascia. Effetto Serra. Ha capato una cosa un po' difficile Terence. Cerca l'uomo là davanti. Cerca Amedeo spazio. non la prende. Cerchiamo di non prendere gol, Bel raga. pallone. Si doti. Il Cittadella sembra un po' corto di idee in Agi. questa fase. Cercano di aggirare la difesa Agi, con la loro Madonna, rete cosa di ha fatto passaggi, Agi? ma Che è una cosa ha strategia fatto che non Agi, sembra Francone? funzionare. Per Bodelli. Sulla Bode. fascia. Ecco Il il Bode tiro. ci prova. Che missile Portiere del dice di Bode. no. Mamma mia. 5 Che minuti missile ancora del sul Bode. cronometro. Francone.
Gioca una palla lunga. Sembrano aver eretto un Agi. muro in difesa. Agi molto stanco, Agi. Locos. Bella serie di passaggi. Un numero di E Vido. passa sulla Bella destra. azione per la Cittadella. Si libera la grande. Ci No, non prova. prendiamolo. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. No, sono diminuiti. Novantesimo. Sidoti anche lui è Si avvicina stanchissimo, alla la porta. perde, ma la Ci mette recupera il piede Bianchini. Ecco qua con questo Fabrizio. pallone. Vinciamo 2-0, ci È svegliamo tutto. finalmente con una L'arbitro buona dice che prestazione. può Vinciamo bastare prima il vittoria al fischio alla Pier fine Luigi della Penza. gara. Ed escono meritatamente vittoriosi dopo una grande partita. Hanno dimostrato personalità, impegno Buono. e sicurezza oggi. Che partita ti è sembrata, Luca? Oh, il Bode tanto scrive il Bode. Bovelli. 18 punti. Recuperiamo 2 punti al Palermo. Mamma mia, ragazzi. Sono ancora mezzo linco, comunque. Non leggo eccolo qua, Bianchini. Dei nostri nessuno migliore in campo, nessuno nella squadra migliore. Ecco il caro 3-5-0. Venezia-Empoli. Sì, Bode. Sì, io e Bodelli siamo messi bene. Ok, prossimo incontro. Attenzione, il Bode è ancora in forma. Ora, Francone... No, allora Bodelli deve fare il falso 9. Lasciamo Bonito. Bianchino al posto di Apicella. Anche se Terence è tornato, io metterei il Duca. Duca. E il resto è in formissima. Andiamo. Grande Bodelli. Bravo Polemangai, devi anche aggiungere i 1000 euro settimanali da donare. Vai Fioi. Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. Vai. Oggi si affrontano Venezia e Oggi il Bode da giocare da Tutto falso pronto 9, e vedremo. prontissimi siamo anche noi. Che il Luca Bode comunque è la Marchegiani, seconda fallo punta, che ragazzi. Il resta Bode è per in questa sinistra. Ecco Apicella. Fabio, io sono pronto. Il Tu presidente, sei l'uomo pronto? dei record, l'uomo che E ha a trovato casa? soldi così. Dopo che ci ha fatto fallire, Iniziata, siamo già adesso di ritorna a fine dell'azione. caricare. Ragazzi, a quando il prossimo fallimento? Non lo so. Ottima progressione, palla al piede. Si avvicina alla porta. Eyman, mamma mia, Eyman. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Mecedlizze, No. guadagna metri. Mecedlizze, riconquista la palla. Bravissimo Fabri. Attenzione Eyman sembra il classico Eyman ispirato. Eyman, Palla in profondità bravissimo sulla Eyman per fascia. Tognin, il Bode vuole il primo gol che deve ancora segnare. Il Bode cosa fa? Non si è capito quel Bode che ammazza anche la Azione gente. fallosa, Bode, nessun- calma, Bode, calma. Calma Bode. Preferisce Bode, calma. l'approccio diplomatico. Il Calma, cartellino calma. rimane nel taschino. Tranquillo Bode. Zincaro nell'apprendista di Chopin per Agi. Agi fa una cosa improponibile, peccato. Grande parata. Mecedlizze, Bravissimo. Eyman. Zincaro. Allarga sulla fascia. Zincaro fa una prodezza per il Duca. Vai Duca, l'inglesino la dei butta in volle il mezzo. primo gol. Non ci Cross credo. attraversa tutta l'area da parte a parte. Cercano un'azione veloce. Ottima Sidoti. pressione la sua. Poteva essere un Grandissimo pochino Sidoti. interessante questo. Peccato. Purtroppo il passaggio non Prova è la giocata nello perfetto. Queste spazio. situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Buono, benissimo. Tognin qua sbaglia. Pasquale, che l'allenatore farà scendere in campo dal primo minuto dopo diverse partite. Ottimo il sveglia. fraseggio. Fioi. Cerca il passaggio profondo. Occhio. Gol. Attenzione, palla in rete.
Era proprio sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo Gol difensore subito, con un mamma tempismo mia, ci siamo messi perfetto. male. Altro che 100 punti. L'Empoli segna il gol che sblocca la gara. Ora avranno sicuramente meno pressione letale. addosso, ma devono continuare a lottare. Per Tognin. Questa squadra subisce spesso gol in questo momento del match, nelle fasi centrali del primo tempo, cioè. E oggi la tendenza è confermata ulteriormente. Raga, abbiamo il supporto, però questo Venezia è molto in difficoltà. Dobbiamo vincere il campionato di B. No good. L'Empoli è al momento la squadra più prolifica del campionato. Per Cerca la l'Empoli è profondità, forte, sulla però. fascia. Cerca la profondità. Grizzly. Intercetta il passo, va al tiro. Mamma Tiro mia. davvero da dimenticare. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Grizzly. Prova con la palla lunga. E intercetta Il opportunamente. Bode fa un numero visto che difficile. la Il occasione da Bode, rete. missile di Paolo. Perfetta la parata. Qui è stato Fuori. bravissimo. Questa è una grande parata. C'è parata. Bravo Bode, però dai che Bode ha bisogno del gol. Bode, che se Bode non è, diciamo, uno che vive per il gol, però gli dà fiducia. Gai. Sidoti. Colpisce il pallone. Occhio La al prendesta tiro. di Chopin. Fuori di poco. Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla. Davvero di poco. Qui la palla ha proprio sfiorato lo specchio della porta. Venezia è un po' ingolfato, concordo. Devo capire che Cerca un attenzione, compagno. ancora Bodelli, cioè il Bode, diciamo, non fa della velocità la sua arma di soluzione maggiore. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Micedlizze. Sidotti, altro recupero da fenomeno. Sidotti vuole il posto Poteva ormai essere un contropiede assoluto su interessante Bartolucci. questo. Peccato. Riceve in ottima posizione. Grizzly qua perde un impallo sfavorevolissimo. Ecco il traversone. È troppo lungo, non ci può arrivare. C'erano diversi compagni pronti là Venezia davanti, in coma, però è stato assolutamente. impreciso. Non ha alzato la testa e ha crossato dove non c'era nessuno. No, non ha mai vinto la B. È un anno l'abbiamo fatta. Pintus. Nasdaq. Tognin. Nasdaq proprio non va avanti. Palla larga in profondità. Si libera la grande. Bodelli qui sui cross Trasverso tipici. centro. Bodelli gol. Testa. No, sbaglia il due. Tutto bello, ma la conclusione non Ma va il Bode a ha fatto segno. un classico numero del Bode. Tra i Davvero più ottima classici. l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare. Ancora il con Bode, tanta che cuore facilità. sto ragazzo. Che cuore sto ragazzo. Se ne va. Che cuore Va a cacciare sto la ragazzo. Dopo si incazza il Bode, ragazzi. Si vede che probabilmente non so, una milf non gliel'ha data, non si capisce, solo che la passa così. Grazie Bode. Sempre il nostro cuore. Il Duca. C'è il Bode che si incazza, l'ha avuto Avuto in fortuna tribuna. con il suo suggerimento in profondità. Bello Bode. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno Attenzione, dice Zincaro. veramente tutto. Stiamo anche giocando adesso. Il Bode. Peragi. Peccato, sì, ma non possiamo perdere, raga. Primo tempo che finisce qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Male. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Fino adesso non è andata esattamente come si aspettavano, ma non c'è Svegli, alcuna eh? ragione per perdere la testa. C'è tempo per rientrare in partita. Direi che sono il presidente, si Si riprende incazza, con il secondo tempo. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è occhio, ancora tutto il no. secondo tempo. Ecco il tiro. Mito la para come può. Non mi sembra da best, dopo Ricci Dayman. Attenzione, Collaborazione qui c'è con il tiro. Agi. L'Empoli Angelierci, deve Gai ringraziare preparano la l'allenatore squadra per il insieme ad risultato Agi, due ottenuto nel trequartisti, turno grandi della precedente. squadra. La strategia scelta dal mister è stata sicuramente una delle chiavi Daniel. Beh, di sicuro non ha avuto paura di Luca, usare, Luca di correre Belli, Luca. rischi. E ha Si fatto dotti. benissimo Vuole perché alla appoggiare fine per le il sue scelte Bode. ed ecco il colpo di No! testa. Mamma mia. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Peccato. L'Empoli deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella Bode fa un po' posizione fatica possono da nascere solo, anche azioni se molto fa reparto col pericolose. suo fisicaccio, però. I due trequartisti oggi non Venezia aiutano. deve aggiustare la situazione, cercare il tiro con più tenacia. Cerca il tiro. Vai, La Mito. toglie dalla porta. Ottima la parata del portiere. Il portiere è rimasto concentrato, no. è stato molto bravo. Lungo passaggio in avanti. Vuole il lancio. No. Gran colpo di testa. Peccato perché Ai, ai. si era venuto a creare un'occasione interessante.
Ha dimostrato una grande visione di gioco. Un passaggio Per una fatto con punta, il contagiri. assolutamente. Il Bode oggi non ha inciso purtroppo. Entra Veneziano. E ci vuole la scossa Amedeo. La scossa di Amedeo. Bodelli, regalaci qualcosa Bodelli. Gai destra. delizioso. Dai per Tonin, dai, adesso esce, ci fa l'assist vincente. Palla verso il centro dell'area. Sì, Beyman di testa è un po' curioso, Libera però attenzione, ancora Tonin. tempestivamente. Tonin fa un numero pauroso! Può concludere. Non ci credo, Beyman. Non ci credo, Beyman. Palla allontanata senza troppi Dovevamo movimenti. metterla questa. Alexandro. Il C'è la maestro. palla lunga in avanti. Fallo netto, nessuna Sei esitazione professore, da in parte realtà, del direttore di gara. Cazzo vuoi? Non è vicinissimo, No. ma chissà. Se se la sente fa bene a provarci. Gai. Vuole la profondità. Gai per Nasdaq. Ecco Nasdaq. Passa. La Amedeo! conclusione. Amedeo! Gol! Rete importantissima. Anche dopo lo svantaggio non hanno mai perso la Eccolo calma, qua, e Amedeo, ora potrebbero anche finalmente completare la su assist di rimonta. Grandi ragazzi. Tutto lo specchio Finalmente della porta a Amedeo. disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittare. Amedeo gol. Primo gol di Amedeo con lo zoccolo duro. Non l'aveva segnato nella prima Bravissimo metà lui e della bravo stagione del l'allenatore che l'ha messo fallimento. in campo. Effettivamente ha ripagato il mister Ecco per il la fiducia budget. che gli ha dato No, mandandolo non in campo. provocate api, ragazzi. Bisogna capire riparte, se torniamo di grandi nuovo in o torna al porta. fallimento, quello totale. Equilibrio e spettacolo. Retrocessione in Credo che Lega ci Pro. divertiremo ancora molto. Vai. Eccolo qua Amedeo. Dai. Per il Duca se andiamo a vincere Gol il Duca. filtrante. Bella apertura. Veneziano falletto. Fallo però, Vai. Un'entrata in scivolata da manuale. 72esimo, ragazzi, c'è Sventa la ancora minaccia. tempo. C'è spazio, occhio. Cazzo, che numero qua. Questo è un brutto Lì numero, può concludere. Grizzly, Occhio, qualcuno. può andare. Il professore. La prende il professore, bravissimo il professore. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta Veneziano per prova la scadere. spondona tattica per il Duca. Un po' di indecisione Bravo sul da Duca. farsi. Mamma mia il Duca, che azione Si di... libera Mamma mia la che azione gambe. del Duca, se viene il gol è da Cross in fenomeno. arrivo. Peccato. Dai, Forse crediamoci, questa era crediamoci. l'ultima occasione per andare in vantaggio. Cerca l'uomo là davanti. Bravissimo Gai. Mi sembra Agi. che abbiano deciso di non forzare il pressing Agi, per non niente, sbilanciare. fallito su Agi, non Dici? fischiato. Sì, cercano di tenere Gli le arbitri distanze come giuste, sempre non ci amano. puntando a intercettare la palla Agi. piuttosto che intervenire Il in tempo. Veneziano. Non vogliono Il farsi Cume. superare con giocate in Il profondità. Cume. O C'è Il tiro. Cume! Eccolo Eccolo il bomber! Ecco il bomber! Yes, Non si questo sono devo cambiare, disuniti questo la e sono cambiamo. tornati avanti. Questo è un errore quasi Grande incomprensibile per Veneziano, giocatori finalmente di si è questo visto il livello. bomber. Evidentemente manca loro la tranquillità. Grande Vedo movimento a bomberone. bordo campo. Eh sì, stanno cambiando le carte in tavola. Grande Costituzione bomberone. comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore Il fresco. bomberone l'ha messa. E passano in vantaggio. Possiamo Gai, solo Madonna, ammirarli. eccolo qua il piccolo Non Gai. si sono mai Gai, lasciati prendere perde dallo male qua. sconforto Questa è una e brutta ora cosa. sono meritatamente avanti. Il professore, ottimo intervento. Il mio Cume, ecco. Di nuovo Api. Di nuovo il Non gli ha presidente, proprio ragazzi. dato il tempo di Di nuovo il ragionare. presidente vuole dimostrare che il fallimento è Pochi stato solamente una minuti, goccia in un addirittura mare secondi, di e sarà miele finita. per il nostro Killer B. Devono cercare di essere Eyman. più concreti se vogliono recuperare. Madonna Gai apre il gioco per Amedeo. Cerca di sfruttare lo spazio Amedeo. sulla fascia. Amedeo può far tutto Ame. Può far Tocca tutto verso Ame. il centro. Peccato. E il portiere blocca. Finisce qua Ed ragazzi. è arrivato Se il riusciamo a segnale di ribaltarla chiusura vinciamo della gara 2-1. da parte dell'arbitro. Una grande reazione da parte della squadra. Non si Api sono non mai si ferma disuniti più. nemmeno quando Api erano non sotto si nel ferma punteggio. più. E E quel poi Bode hanno vinto la si partita. saluta, poi va via, risaluta, arriva via. Questo è Paolo, ragazzi, in tutte le sue versioni, le versioni più curro. Più sì, vabbè, ciao, vaffanculo. Torniamo secondi, mamma mia, il Palermo sta crollando. Mamma mia, come godo, la libidine è pura. Libidine emanosa. 3 punti fondamentali, il Palermo è crollato. Adesso si va a Rosinone della Ciociara che ci mostra le tettone. L'ho già fatto, Gai. Ci salviamo un attimo. Salva Balestra.
io rivivrò con te, partirò. Se Eima nel cume si danno un bacino, allora Agi è geloso. E poi torna Picella e il Bode. Sono tutti un ammasso di gay, ma lo so che son belli ancora di più. Ok. Buonissima, buonissima. Modifica i giocatori, modifica i giocatori. Allora, io rivivrò con te. Questa la teniamo. Dovrebbe essere più indietro, mi sembra, speriamo. Non mi ricordo in realtà. Qualcuno se la ricorda, ragazzi? No, forse avanti allora. Dai, come, a posto di fare queste stronzate. Dai. Lo so, la classica ciociara rincoglionita che dimagrisce. Tutte le donne mongole pensano che all'uomo piacciono le donne magre. Quella di Ronaldo, io sto qui, voi dove cazzo state? No, direi che non è qua. Forse 3,70 forse. Ecco, no, 80. Eccolo qua. Io sto qui, voi dove cazzo state? Ok. Oh, perfetto. Very godo, very godo. Ho cambiato un po' i numeri, ragazzi, li ho cambiati un po'. Io rivivrò con te, partirò. Se il Bode per mari, io sono sugli oceani. E poi Eyman arriva in mongolfiera. Vai. Buono, siamo a Frosinone. Con un veneziano al top, un Zincaro malissimo. Mettiamo Machine. Pep, vai. Voglio ridare fiducia a Bianchini e mettiamo Barocco, mettiamo la Fashion Week per Eman Guy. Ok, Agi qua e il Duca che comunque mi sta piacendo tanto, così Terence si riporta. Terence un po' così. E ho Francone come riserva. Deve continuare adesso cominciamo a continuare così perché abbiamo recuperato 4 punti in 2 partite. Vai. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. Siamo a Frosi, siamo al Matusa. Degli spogliatoi da un momento all'altro. Come su Francone. Oggi si affrontano Frosinone e Venezia. Io sono Fabio Caressa e a farmi e farvi compagnia Dove? Ci sarà anche Luca Marchegiani. Un saluto anche da parte mia. No. Speriamo di vedere una partita interessante. Nel frattempo No, non ho messo il Francone. No, Michelotto, cazzo. Devo cambiarlo. Bene. Un cambio già sprecato. Raman Cipsa. Porca miseria. Il Venezia sta collezionando ottime prestazioni. Sì, torniamo in A, presidente. Da 5 partite. Voglio il gol di un difensore, voglio il gol di Appi dopo quel rigore maledetto. Agi. Michelotto. Frosinone non ha fatto bene nell'ultimo turno e a finire sul banco degli imputati è stato soprattutto il tecnico. Alexandro, Tutti gli allenatori Agi, ci sono così movimento abituati. Agi veneziano. Boom. Rete! Subito il cume silenzia tutti. Grande azione. Grandissimo Tutta Venezia. la squadra si è mossa Dai, stiamo riprendendo. perfettamente, con i tempi giusti. Ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede.
Venezia Otto sai, deve non ricorrere si alla sa prima chi. sostituzione, così già in avvio di partita, Bravi raga. e passano in vantaggio. Sono Se partiti Veneziano si sveglia fortissimo. sono dolori. Raman Cipsa, c'è la palla lunga in avanti, ancora fuori dall'area. Bravi, eccolo qua il presidente del Killer B. Pallone alto e lungo sulla fascia. Buono. A Poteva essere Picella. un contropiede interessante questo. Picella qua un po' Peccato. lento, il presidente lento e prendiamo una brutta palla. Prova la giocata, cerca il tiro. È stato male che Vito c'è. splendido l'intervento del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Applauso polemico. Come notiamo, Bode Porco attaccati ragazzi, l'arancione, bellissimo. In alto a sinistra. Cipsa la gioca a sinistra. Tega il duro ma Bellissimo efficace. Agi, mamma mia, Agi anche Agi salendo in campo, Recupera il raga. pallone scivolata, l'arbitro dice che si può proseguire. La Fashion Week, lo Ecco stilista. un'occasione di contropiede. Rocco, qua fosse un po' precipitoso Rocco. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Yoga Bonito, leggermente calato dopo un inizio sublime. Palla che supera la linea laterale, sarà rimessa. Palla giocata Eccolo là a alta sulla sinistra, fascia. lato a sinistra dopo È il gol e libero passione di come creare notiamo, Bode pericolo. Porco in Tocca arancione. verso il centro. Sidoti. Non leggo tanto il maestro oggi. E neanche il piccolo Amedeo, autore di un gol Gioca con un fondamentale. pallone lungo. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Sentite il coro per il Frosinone. Prova il filtrante, la mette sulla sinistra. Cercano un modo per far bridge. Va di Il testa. maestro, madonna mito, questa forse era best, decide Eyman. Agi ancora, Agi, mamma mia, poesia in movimento. Vuole la profondità. Il Duca, Riceve in ottima Veneziano posizione. qua non benissimo. Ho il terrore di sbagliare. La mette in avanti. Sì, ti voglio sempre leggere Amedeo, lo sai che ti voglio un bene dell'anima, piccolo Amedeo. Ti immagino come un fiore appena raccolto, meraviglioso. Veneziano, Palla in profondità Veneziano sulla per fascia. Tognin. E Tognin dov'è? Dov'è il Togno? Tognin, grande numero di Tognin, Veneziano di Salta e testa. colpisce di testa. Tognin la prende Ancora dentro. Tognin. Ci credo. Prova a verticalizzare. Ha la possibilità di andare verso la porta. Professore, Va via di forza. non riesce a prenderla. Eccolo qua, sono qua. Io vi voglio tutti vicini. Si allunga e Agi. trova la palla. Agi con una leggerezza Trova del il peggior compagno, Agi. ecco il tiro. Gol, gol. Che grande parata. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Concordo. Per il Duca Bartolucci è poco in forma purtroppo per lui. L'avversario ha avuto la Pilotti ne meglio. approfitta. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Micro. La mette sulla fascia. Cerca un Sidoti, compagno. deliziosa stazione per il Duca. Ciao Giapep, ciao Tiki. Conè prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Passaggio sulla destra. Il Venezia è in vantaggio. Occhio, Quando ragazzi, non sono occhio, ancora Dionisi, trascorsi, Dionisi. può colpire Mamma e non trova la porta davvero per pochi centimetri. mia. È Dark. Davvero di poco. Qui la palla ha proprio Dai, ma sfiorato Dark. lo specchio della porta. Poi sono incazzato per il Fanta Formula 1. Primo tempo che si conclude dunque qui. Le squadre escono dal Grande campo dopo i veneziano primi che l'ha 45 subito minuti. l'ha messa, però Una siamo sola rete concentrati. messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Sono certo che saranno Sono sempre contenti più ai della margini del prestazione primo progetto. tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. Il Venezia esce dal campo con l'unico gol della partita a referto in una gara tesa ma comunque emozionante. Dai, Ancora raga. tutto da decidere. Partiti, siamo già nella seconda frazione di gioco. No, che Il rolaccio. Venezia Raga, deve pensiamo al scegliere campo che per piacere, strategia soprattutto Eyman che adottare. non deve pensare a quanto Continuare io sono dietro di spingere e lui. cercare un altro gol. A fare le Oppure robette. aspettare l'avversario e Agi. puntare il contropiede. Agi. Di sicuro non possono Agi. pensare Può solo a fare tutto difendersi, Agi. sarebbe Può fare troppo tutto rischioso. anche Agi.
per Barocco, non si è visto minimamente Barocco oggi. Arialdo. Barocco ancora la Champions League vinta col Il Giappone, in Venezia Giappone. arriva a questa partita reduce da una vittoria bella ma sofferta nell'ultimo turno. Palla in avanti verso Non è una buona squadra, raga. Ancora fuori dall'area. Cipsa allarga il gioco a destra. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Bravissimo Duca. Cerca di allungare il gioco. Palla intercettata. Duca bella Ottimo il per suo per senso il della Cube. posizione. E il difensore respinge. Bravo. Agi. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing Barocco. per non sbilanciarsi. Barocco, dai, la Fashion Week. Sì, il Cube cercano di di tenere le rabbia, distanze niente. giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocate in profondità o addirittura nell'uno contro uno. Non bella questa. Poteva essere un contropiede Bravo, interessante questo. Peccato. Ottimo Tognin per Agi. Agi può fare quello che vuole, Agi. Cerca di sfruttare lo Veneziano spazio per sulla Tognin. fascia. Il Togno. Cross in arrivo. Niente da fare. Veneziano che Ecco che fa il stop. tiro. Tiro di merda però. Quali sono le tue considerazioni, Luca? Sì, è vero che stanno vincendo per 1-0, ma non possono stare tranquilli. C'è ancora tanto tempo. Ora il loro primo pensiero Mamma deve mia, essere questo difendere il 1-0 non mi vantaggio piace, fino alla lo fine, dico già, è ovviamente, ufficiale. ma devono fare attenzione a non chiudersi troppo in difesa. Ve lo dico già, è abbastanza ufficiale la cosa. Vediamo se crossa. Bravo. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. No? Bravo Agi. Il Duca. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Veneziano. Non hanno altra scelta. Veneziano. Devono buttarsi in avanti. Veneziano. Infatti. Veneziano. Fa tutto Veneziano. Scarta tutti il Cube. Può Scarta cacciare, tutti il fa tentare la Cube. conclusione. Però dovrebbero essere davvero più concreti sotto. Grande Novi. Venezia si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Agi. Riceve un pallone in la conclusione. Ah, Tiro tiro un lento, po' da rivedere. non può creare problemi al portiere. Ha voluto terminare l'azione concludendo in porta, ma la cosa bella di questa giocata è Esce stato il Veneziano, entra controllo del Francone, pallone sul esce primo il tocco. Togno, entra Amedeo. E mettiamo Pole Mangari. Un po', non ho più cambi, cacchio. Vabbè. Cerca l'uomo là davanti. Dobbiamo vincerla, raga, dobbiamo vincerla. Difesa energica. e Apicella. Apicella, vediamo chi farà il primo gol. Il difensore me lo sento. Prova con la palla Ci lunga. sarà il primo gol a breve. decisa. Ci mette il fisico e conquista il Barocco. pallone. Cerca Barocco per spazio. Veneziano. Riceve Veneziano prima conclusione. di uscire. Non ci Para con credo. grande sicurezza. Non è un errore da Kuma, questo però. La difesa Non è un adesso errore da sta lavorando Veneziano, un po' meglio. presidente. Micro. Agi. Non me ne ha passato Cipsa. di Agi. Tognin. Grande numero di Occasione Tognin. da rete. Vicinissimi al gol del Grazie, 2-0. Novi. Grazie a lui la sua squadra è ancora in partita. Grande parata questa. Gioca una palla lunga. Raman Cipsa la gioca in profondità. Conè effettua il lancio Roba sulla nostra, roba nostra. Pep, A ragazzi. questo punto del Pep, match Tognin, non Pep. possono restare nella loro metà campo, Tognin. devono proporsi in avanti, Agi. pur senza sbilanciarsi Barocco. troppo. Per un Tognin distrutto. Vai Togno. Togno. C'è spazio Può far per tutto calciare. Togno. Ah, peccato. Allontana il pallone. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Ancora Tognin. Fallacio sul Togno. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo. Bell'uomo è il giallo. Togno, Agi la butta su. Ecco il tiro. Amedeo, mamma! E hanno sfiorato il gol. Conclusione fuori Amedeo. di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo.
Finisce qua. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Uno scontro combattutissimo. Altra vittoria Alla di fine misura. l'ago della Guarda bilancia che ci è siamo l'unico gol tornati, segnato. raga. Una vittoria risicata, non del tutto convincente sotto il profilo del gioco, ma comunque molto Buono veneziano, importante. man of the match. -2 dal Palermo, dai che si comanda, dai che si comanda. Vittoria pesante, si va contro l'Ascoli Picchio. Sì, Bianchini sta prendendo confidenza il maestro. Guarda qua, guarda che bello, che bell'uomo. Veneziano assolutamente in panca. Tonino è stanco, entra Amedeo. Mettiamo qua Micro in un buon momento, però è stanchissimo. Allora mettiamo Michelotto che ha mezzo servizio perché ha continui impegni, è costantemente impegnato. Dov'è il Miche? A piacere, diamogli un turno di riposo. Entra il nostro Cavaliere Oscuro. Riposo anche per Sidoti. È mito troppo in forma, non può uscire. Vai. Ok. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. L'Ascoli, il Venezia. Vai. Io sono Fabio Caressa. E a farmi e farvi compagnia ci sarà anche Luca Marchegiani. Brutto tempo, Grazie brutto Fabio, tempo ad è un Ascoli. piacere commentare questa partita in tua compagnia. Speriamo che le due Senti, squadre Ascoli. diano vita a un incontro emozionante. Vuole una bella prova, È però già Dark. cominciato. Dai, Cavaliere È Oscuro. scattato con un tempismo Basta perfetto. fare le vittime e dimostrami che sei un grande, cazzo. Dopo gli anni allo Schalke, Michelotto. Il gol di Michelotto è quotato poco, quest'anno perché non giocherà tanto, purtroppo. L'Ascoli ha la difesa peggiore del campionato. Difesa peggiore, qua vogliamo il Poteva essere un bomber contropiede Francone, interessante Gai. questo, peccato. Eccolo qua, il bomber Prova la Francone. giocata nello spazio. Francone. Riceve in ottima posizione. Appoggiala. C'è passaggio. Agi. Bel pallone. Agi, numero d'alta Ci scuola. mette la testa. Amedeo! Tu si leva di testa Amedeo. Non ci credo. Allontana il Agi ha fatto una pericolo. cosa degna del Migliore. Agi. Cerca Quando la sono in fuga. casa di Agi sono dolori. Agi. Mamma mia, Agi. Azione Ed ecco il agiana per sollievo caso. della difesa per l'occasione sfumata. Sono partiti con molta determinazione, stanno cercando di sbloccare la partita più in fretta possibile. Certo, per riuscirci dovranno fare meglio in fase conclusiva. Maurizio. Gioca con un pallone lungo. Cerca No. il tiro. Mamma mia, meno Bel male. pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Ha Bartolucci, dimostrato una utile per grande il gioco. visione di gioco. Un passaggio fatto con il Non c'è contagiri. Bartolucci oggi, polemico Barto. Il Venezia non ha mai perso nelle ultime 5 gare fuori Stai casa. zitto. Noi siamo l'Ascoli davvero una Calcio, bella serie di bellissimo. passaggi questi. Francone, passaggio. È andato bene. Amedeo cosa fa? Vedo che ragazzi Amedeo è una roba. Queste situazioni Amedeo, in cui c'è un giocatore superiorità così, numerica vanno Amedeo. sfruttate decisamente meglio. Little Wonder. Cerca di allungare il gioco. Arriva sulla palla, interrompe l'azione. Poteva essere un contropiede interessante Dark, questo. vai, Dark. Peccato. Lancio di Dark. Sarebbe bello il primo gol di difensore di Prova con la Dark. palla Sarebbe lunga. il pianto darkiano. L'Ascoli è reduce da una prestazione deludente che i tifosi della stampa imputano soprattutto alla tattica scelta dall'allenatore. Occio. Nel calcio è inevitabile che ogni decisione dell'allenatore venga passata ai raggi Pintus. X. No, Errore, Pintus. ci prova. Recupera bene. Va sul rimbalzo. Mito Show. E Amedeo la spazza. Agi. Madonna, delizioso. Agi per Gai. I gemelli della tre quarti. Agi. Eyman. Ottima parata del portiere. È stato splendido l'intervento del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Vai. Michelotto. Passaggio in avanti. Bravi. Terence. Amedeo. Ma c'è Francone.
Bomber Francone. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Nella fase centrale del primo tempo. Siamo ancora 0-0. Bravissimo Amedeo, dai. Dark. Mauri. Michelotto per un tiro da disperazione, Il bravo. portiere blocca sicuro. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non irresistibile. C'è la palla lunga in avanti. Stadio mezzo vuoto dell'Ascoli comunque. Martigno. Tocco morbido. Giangrosso. Pintus. Ancora Mauri. Mauri sta giocando bene comunque. Eman Gai. Bravissimo Gai per Francone. Per Agi. L'appoggio sulla fascia. Qua Eman fa un piccolo errore. Ancora 0-0 Lancio raga, lungo non va del bene. portiere. Prova con la palla lunga. Roba di Mito. Terence comunque non è ancora così esplosivo come lo voglio io. Perfetto Cerca la Serra. profondità. Sulla fascia. Francone. Ci prova. Sento che è poco inciato Terence. Ecco, sulle fatalità mi stupisce subito Un'autentica quando parata trova Terence, d'istinto mamma mia, questa. sempre il solito. Il suo ciao ne. Lungo passaggio. Ricordo il canale di Terence, ragazzi, andate a iscrivervi al canale di Terence, che è un canale Per la meraviglioso. squadra, ma si è Fa fatto bellissimi trovare video, pronto con molto anticipo. particolari, elaborati, e se Primo tempo che finisce fate una qui. visual vi I regala ventidue in anche una campo si bamba in dirigono omaggio. verso il Bamba in tunnel che omaggio porta se vi negli iscrivete al canale di spogliatoi. Terence. Prima parte Guardate di che gara su Eman, senza canale di reti. Paul Si Emangai, ripartirà dallo stesso c'è risultato un video sullo con cui è zoccolo iniziata duro la partita. meraviglioso. Squadra a riposo, opinioni sulla gara fin Vai. qui? Il Venezia non può che rimpiangere le chiare occasioni da gol non Michelotto sfruttate in impazzito. avvio. Hanno comunque giocato una prima parte diligente, devono ripartire da qui e rientrare in campo con un po' più di ottimismo. 0-0 alla fine della prima frazione e speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si Vai. sblocchi. Partiti, siamo già nella seconda frazione di gioco. Occhio, Dopo l'intervallo sono sicuro che Occhio, le squadre nostri saranno errori. disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita. Bartolucci Lo non si è visto spettacolo molto, migliorerà. Barto. Attenzione Francone. Francone non ha velocità. Queste No. situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Prova il finale. No, l'errore Riceve no, il per passaggio. conoscerci la partita. Guadagnamet, chance per tirare. Mito, da bestia a mio parere, deciderà poi sempre Eman. Il Venezia ha vinto la scorsa partita, anche se bisogna dire che è stato un match equilibrato Terence. in cui la squadra Siamo ha in difficoltà, faticato non però, poco è un po' per portare a spaccati. casa il risultato. Niente gol finora, 0-0. No, Occhio al tiro. bravo Mito. Mito lo lancia finalmente forte, ha capito Mito. Francone. Cambi anche veloci. Francone da solo fa poco. Mettiamo il Bode. Seconda punta. Mito, anche il Duca non è in forma. Proviamo la pazzia, l'Arcangelo al posto di Agi che ha dato tanto. Raga sveglia. Siamo ancora in attesa del primo gol, per il momento 0-0. Prova a verticalizzare. Pallone Bravo intercettato. Intervento davvero Dai, Amedeo. provvidenziale. Amedeo deve staccare la partita. Amedeo, vai Amedeo, Ame. Vuole la profondità. Ame per Francone, prima di uscire Francone. Ottima la parata del portiere. Il portiere è rimasto concentrato, è stato molto bravo. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle Vai Eman al sostituzioni. cioccolatino. C'è un Eman. doppio cambio. Sarà interessante vedere come Amedeo si di testa no, organizzeranno però. in campo adesso. Il portiere la caccia lontano. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Dark. Dai che vogliamo vedere Dark felice e sereno. Dark, cosa fa Dark? Rafael Martigno prova a Grande innescare Amedeo. l'azione offensiva. Cerca un compagno. Amedeo per il Bello Bode, ma intervento difensivo. passaggio non precisissimissimo. 70esimo, sta qua è dura vincerla, la vedo una partita molto collosa sotto la nebbia ascolana.
Venezia può ancora effettuare un cambio. Ancora fuori dall'area. Non c'era nessun compagno Si è smarcato. imbrigliato l'Ascoli, pensa per la Cerca di peggior allungare il difesa. gioco. No, Passaggio smarcante, meno ora deve male. segnare. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. L'attaccante non è scattato in tempo, ma l'azione era ben costruita. Tutta l'assumitore. Gli avversari dovranno stare attenti a queste palle lunghe. Bode, arma letale. Gai. L'Ascoli non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le Terence. distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta Mauri. un movimento o un Riesce passaggio a prenderla Mauri. riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Bravo Mito. Dark. Pintus che non fa più le sue sgroppate. Pintus, Amedeo. Arriva nella tre quarti avversaria. Amedeo. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Nasdaq. Prova il cross. C'è il retropassaggio. Gai. Gai. Può Gai tentare adesso. la conclusione. Non ci credo. Gai ancora. Altra Gai. occasione. E non trova la porta davvero per pochi Cosa ha centimetri. fallito Gai? Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui. Il tentativo era ottimo. Non è andato lontano dalla rete. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico Qua uomo poteva squadra. segnarmela però Gai. Vabbè, si Prova a scatterà cambiare la adesso. situazione con una giocata Bode. in avanti. Arcangelo si è visto poco quando è entrato. Vai. Forse l'ultima vera occasione Bode. prima del triplice fischio. Non ci credo, che sfiga. Stanno 4 giocando minuti, bene ormai è adesso. quasi finita. È il tempo che sta per scadere. Bravo Mauri. Gai. Il Bode. Amedeo. Cerca di lanciare il compagno. Vai l'Arcangelo. Prova a tirare. Arcangelo, non ci credo. Impazzito Adesso entrambe Api. le squadre Ciao devono Api. fare No, molta vabbè, Api non attenzione a so più cosa scoprirsi, dire. Api, mantenere grazie. i nervi saldi, Api impazzito. pronti a sfruttare la minima occasione. Il drogato di Bari Vecchia, Picella 0-0. Arcangelo, La grazie. partita è finita, tutti sotto la doccia. Nessun vincitore, Il presidente nessun sta gol mettendo soprattutto. soldi, però bisogna Un po' vincere. deludente questa partita, devo dire. Una gara molto tattica, piuttosto Api bloccata, pazzo. anche un po' noiosa. Cosa ne pensi del match di oggi? Ah, Dio mio. Api pazzo. Recuperiamo un punto il Palermo, perde. Questa è positiva. Grazie Api, veramente. Grazie presidente. Venezia contro la Spezia. No, lo Spezia. Obiettivo 14 punti. Peccato pareggio colloso. L'Arcangelo se la stava regalando. Un abbraccio Api. Il Cume è ancora giù. Ai ai ai. Anche Tonino nella fase fogna. Torna Bianchini, riposo da Picella. E Barocco per Ema che mi ha fatto un errore non proprio stupendo. Ok. Vai. Mamma mia. Vai. Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Oggi si affrontano Venezia e Spezia. Un saluto da Fabio Caressa, con me per il racconto di questa partita ci sarà Luca Marchegiani. Un saluto Amedeo. Fabio, a te e agli amici che ci ascoltano. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Ecco Gilardino. Bravissimo Pintus. Bravo Amedeo. Cerca di allungare il Amedeo gioco. per Rocco. Attenzione. Può tentare la Ah, lo conclusione. stilista, peccato. Prova a verticalizzare. Gilardino. Cerca il passaggio profondo. Amedeo. No, Amedeone C'è mio. tiro. Grande Mito. Bella parata. Ottima la parata del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. 7 minuti. Occhio. Lungo Ecco il passaggio Bode. in avanti. Come? Ci sentiamo dopo vecchio. Prima devo fare una registrazione, poi ci sentiamo, un po' giochiamo, sì, va tranquillo. Palladino.
cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Devo registrare il pomeriggio, ho preso sonno durante la partita. Solidità difensiva negli ultimi tempi. Brocco. Cerca la profondità. Brocco. Francone. Mamma mia, che gol del bomber. Che gol del bomber. Eccolo qua, saluto fascista di Francone. Tedesco. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si Grande è gol preso del Duca. tutto il tempo Sì, del Duca, per prendere del- la mira del e buttarla Kaiser. dentro. Hanno trovato subito Ah, il ecco, il vantaggio. lo chiede per quello, no, Adesso perché ha avranno più piacere. spazi. Allora basta, dai. Dopo le cose che hai fatto ieri, lasciamo Se ne perdere. va. Dopo che ti ho fatto tutti gli Cerca hashtag e spazio. neanche nessuno mi ha risposto. Girardino. Saluto Ottima tutti. parata del E pure a portiere. Nanna, Bode. Ciao. Non ti metterò neanche mai più in campo. Zincaro. Giorgi riesce a resistere all'assalto dell'avversario. Barocco, Lo super assist. Spezia ha la difesa Francone peggiore del finalizza. campionato. Adesso c'era lo Spezia, la difesa peggiore. Lotta a perdere equilibrio. Vai Terence Hill. Barocco. Agi per Amedeo. Ah, Madonna, quando non si gira Amedeo tutte le donne godono, quando fa questi passaggi leggermente meno. Errore qui, pallone sprecato. Un po' di indecisione sul da farsi. Dai Fiori. Giorgi cerca un compagno. Gioca con un pallone Bel gol di lungo. Francone, sono contento gol di Francone. No, Può Bianchini. concludere. E il pallone finisce in rete. Errore del Hanno reagito professore, gol benissimo. 1-1. Il pareggio mi sembra assolutamente meritato. Davanti alla porta. Tutto Porca solo. miseria. Non poteva sbagliare. Questo è un clamoroso errore di marcatura. Non si può lasciare libero un Errore di avversario di Bianchini. fronte alla porta e sperare che non faccia gol. Raga, però pensiamo alla Si riparte partita. di nuovo in parità. I continui Amedeo. capovolgimenti di fronte rendono questa gara Amedeo semplicemente bellissimo per Francone, fantastica. che però è un po' leggermente lunga. Prova il filtrante. Gilardino va a raccogliere il passaggio. Bianchini. L'apprendista. Bianchini apprendista. È davvero una bella serie di Apprendistaggi. passaggi questa. Barocco. Si allunga e trova la palla. Zincaro. Si gioca, Agi. si combatte, Agi. le squadre sono buone. Agi! Che gol incredibile! Una giocata Agi! perfetta! 2-1. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Gol meraviglioso. Il portiere non poteva fare nulla contro una bomba del genere. Grande Grande coordinazione Agi, e 2-1. potenza. Davvero un capolavoro. Grazie. Adesso conduce. Belle prestazioni di Anche Agi. se solo con un gol di scarto. Lancia il pallone in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Agi. Rocco. Tenta. Lo stilista. Non può essere certo Mamma mia. soddisfatto della sua conclusione. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non irresistibile. Nasdaq. Occio. Ci mette il Bravo piede Sidoti. con questo pallone. Bravo Sidoti. Dopo la fuori perde, dall'area. non è solo colpa sua, prova da fare meglio. Prova a scavalcare la difesa, tocca con la Bianco, testa. mamma mia. Perfetta la parata. Sicuramente non una parata semplice. Ciao Riccardo Baldi. Ciao Pollonius. Ci mette la testa. Mamma mia che culo. Ottima pressione la sua. Palla Terence. recuperata. Gioca una palla lunga. Francone. Il Ottima Kaiser. Il progressione, Kaiser. palla al piede. Ecco un'occasione di contropiede. Sulla destra. Amedeo. Bravo Amedeo per Qualche tiro. Francone. Mamma mia. Fuori, ma per pochi centimetri. Ha fatto bene a provarci da quella Peccato. posizione. Meritava solo maggior fortuna. Non è andato lontano dalla rete. È l'incubo di ogni difesa. Amedeo. Gli avversari sono tentati di marcarlo E a qua fa uomo una cosa e questo permette ai suoi curiosa. compagni di sfruttare gli spazi Zincaro. che crea. Ecco Gilardino. Gilardino effettua il lancio sulla fascia. Bianchini. Primo tempo Ottimo. davvero interessante. Il tutte bode e due le va squadre Nanna, si cioè abbiamo sono detto che vuole per molto qualcosa, profane. poi va Nanna. Un primo Questo è il tempo bode, di ragazzi. grande calcio con attacchi vivaci. It's incredible. Un solo gol di scarto tra le due formazioni.
La gara è ancora senza un veramente vero padrone. curiosa la cosa. Le compagini hanno entrambe dimostrato bene, di poter arrivare in porta, ma il prossimo Lo gol capiremo domani potrebbe forse il carattere del dimostrarsi Bode, il carattere davvero impulsivo, introverso ma bisognoso Primo d'affetto. tempo che si chiude con il punteggio di 2-1. Partiti, siamo già nella seconda frazione di gioco. Zincaro, La mette in avanti. Rocco, Occasione per il contropiede. Rocco, la Fashion Week, Cerca un bravissimo compagno. per Franco. Passaggio intercettato. La butta via e fa respirare la difesa. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate Bianchini, decisamente la meglio. butta su, non male. C'è la palla lunga in avanti. Rocco, la Fashion Week, eccolo qua lo stilista. E qua ha preso un po' troppo. Prova a verticalizzare. Qui può partire il contropiede. Ecco Gilardino. Contrasto irregolare e dunque calcio di punizione. Non l'ho ben capita questa. Ottimo il fraseggio. Stiamo attenti, Bianchini recupera bene. Terence. Mi sembra che abbiano deciso Terence. di non forzare il pressing per non Terence, sbilanciare. buon passaggio per la Fashion Week. Sì, cercano di... Occhio alla conclusione. Ancora la Fashion Week. Allontana il Un po' di pericolo. casino, Zincaro. Agi. L'apprendista. L'apprendista! Mamma mia, era da best. Che traversa. C'è la palla lunga in avanti. Ecco un'occasione di contropiede. Che traversa dell'apprendista, morbido. incrocio puro. Speriamo di non pagarla. Pintus. Buona l'azione sulla destra. Vediamo come evolve. Cerca la Per profondità Amedeo. sulla fascia. Amedeo. Cerca Pintus. il tiro. Madonna da Beh, best! Mamma mia, Pintus! Si è svegliato da best. Mamma un mia. fantastico tiro al volo per un grande gol. Questo è super La gol da best. conclusione da Eman urlo. segna. Vede la palla, Mamma cerca di mia, stritto la che volée gol e di calcia con grande Pintus. convinzione. Questi sono i gol che puoi fare solo su PES. Mamma mia, Nasdaq. Francone, grande sponda. Ma il volo, gol impossibile. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Terence, portaci Nasdaq. Io devo anche Si tornare da riparte voi con 2 gol di appena vantaggio. posso. Un gol meritatissimo secondo me. Stanno giocando molto bene e ora questo doppio vantaggio li farà È sentire ancora più tornato sicuri. Nasdaq. Giorgi. È tornato Nasdaq. Il discorso È tornato qualificazione Nasdaq. sembra ormai chiuso. La tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata. Attenzione. Cerca spazio. Francone, anche il Venezia è tornato. Rocco. Vuole il lancio Rocco. filtrante. Prova a passare Bellissima con un pallone azione. profondo. Cerca lo Amedeo. spunto. Amedeo. Grande occasione. Amedeo, perché il fisico manca da Amedeo. Infatti è il Little Wonder, la piccola Poteva essere un meraviglia. contropiede Il interessante piccolo questo. Amedeo. Peccato. Prova Zincaro. con la palla lunga. Bianchini. Grizzly. Grizzly. Ecco Grizzly. Grizzly. Ci ha provato. Mamma mia che gol. La Barocco. gioca in aria. Attenzione Agi, mamma mia. Bianchini. Terence. Buona la Agi, profondità. numero di Agi. Rocco. Guadagna metri. Cosa ha fatto La mette Rocco sulla per sinistra. Sidoti? La palla entra in aria. Rocco! Di testa. Non ci credo. Mamma mia, Rocco per poco. Lungo passaggio in avanti. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli Mamma avversari. mia, che gol che mi stava combinando Rocco. Ma il gol di Pintus è da best. Non so se Eyman l'ha segnato. Rispondimi, piccolo Eyman. Gilardino. Palladino con la palla alta sulla fascia. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Ok. Terence. Effetto Serra. Ecco. Non impensierisce la difesa. Sidoti non riesce a prenderla stavolta. Cerca di lanciare il Gila, compagno. Ghila. Bianchini non lo prende. 3-2 Aia. Gilardino! Il violinista Gilardino! Pesante. Eyman hai segnato l'Eurogol di finale per Pintus. giunta. Qua Bianchini l'ha un po' perso Spezia ancora ha effettuato però, un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Gilardino. Vediamo se Eyman ha batte il segnato. portiere per la quinta Attenti, volta però. in questa stagione. L'apprendista che ha E fatto anche lui una tutto il traversa nuovo clamorosa. possibile. L'apprendista. Davvero un gran finale. Grande
grande parata dell'estremo difensore. Il portiere è non ho rimasto letto, concentrato, è stato molto bravo. Bravo Gai. Venezia aspetta solo il triplice fischio Stiamo attenti, dell'arbitro. raga, che buttare via con un gol di Pintus così. Giorgi Ragazzi, questa è l'ultima però, Questa è l'ultima perché è un po' tardino, devo fare un po' di cose. ci mette il piede e conquista il pallone. Ottiene un buon calcio di punizione. Lo Spezia tenta quello che probabilmente sarà l'ultimo affondo della partita. Bravo Pintus, partita da Prova a incorniciare. verticalizzare. Si va a vincere, L'arbitro grande chiude qui la vittoria. partita. Una battaglia dura, appena un gol di differenza tra le due squadre. Ma alla Buono, fine buono. credo che sia un risultato meritato. Che idee ti sei fatto sulla partita di oggi? Siamo Luca? tornati alla grande, Grande Live. Grande Live. Il Palermo crolla, andiamo in testa. Ha 2 punti di vantaggio, Venezia finalmente si siede sul banco dei campioni. Perfetto. Agi e Pintus tra i migliori. La prossima è Venezia Provercelli. Chiudiamo in testa e godo. E anche il Bodo gode, anche se mi ha abbandonato così. Sistema, salva. Ok, perfetto. Siamo già alla 15ª giornata. Bene, ottimo filotto. Sì, fine live, ragazzi. Raga, io vi saluto e vi ringrazio. È stata una live stupenda. Scusate se l'ho cominciata un po' più tardi, ma ho preso sonno come un perognocco. Ringrazio chiaramente Api per tutto quello che fa, è pazzesco. E niente, ragazzi, ci sentiamo domani. Non ci sono, non lo so quando. Vediamo se sabato o domenica. Anche sabato non credo, però vediamo, insomma. Penso più domenica comunque. Raga, oggi vi saluto con una poesia degna del minor Eyman. Eyman, dolce Eyman, hai segnato tutto per il buon Agi. Sei bello come Tora Takagi. Sei simpatico, non capisco la rima. Alla prossima.